Buongiorno e benvenuti i titoli. Al via gli esami di maturità, i selfie, la cultura digitale e i grandi classici tra le 7 tracce della prima prova. Antonello Venditti con la sua notte prima degli esami diventa protettore dei maturandi. Siccità, la regione stanzia 10 milioni per i voucher foraggi, ma gli allevatori insorgono. È una presa in giro. Non solo la crisi idrica per un turismo dai 2 volti in Sicilia, boom di prenotazioni e ristoranti pieni da un lato, di servizi e trasporti a rilento dall'altro. Liste d'attesa infinite per i ricoveri e visite ospedaliere in Sicilia, oltre 87.000 le persone che attendono da anni. I nuovi manager avranno l'obiettivo di ridurre i tempi, in caso contrario gli sarà revocato l'incarico. Cocaina sull'asse Sicilia-Calabria, 13 arresti. I corrieri trasportavano la droga e poi la smerciavano a Catania con una fitta rete di pusher. Base operativa il quartiere di San Giovanni Galermo. Calcio, dopo la presentazione del nuovo allenatore toscano, adesso si cercano gli interpreti giusti sul mercato per la squadra la cui base sarà la difesa a 3. Buongiorno e dunque i selfie e la cultura digitale tra le 7 tracce della prima prova degli esami di maturità, sempre presenti invece i grandi classici. Antonello Venditti diventa protettore dei maturandi, quasi tutti gli studenti hanno trascorso la notte prima degli esami a far festa con i compagni di classe. Sentiamo Desiree Ferlito. Anche i selfie tra le 7 tracce dell'esame di maturità, che diventa sempre più attuale e cerca di ammodernarsi. Sempre presenti i classici della letteratura, come Pirandello, che non veniva scelto dal 2003, e Ungaretti. Ciò che non cambia è l'ansia e la paura degli studenti. Ce la faranno, ma io sono emozionata per loro, quindi sì. E voi come siete, emozionati? Sì, abbastanza emozionati. Ansia? Tantissimo. Che hai fatto ieri sera? Senti, hai fatto festa o hai studiato? Ho studiato. L'emozione c'è, l'ansia. Non vediamo l'ora di finire. Ieri sera avete fatto festa o avete studiato? No, siamo stati qua tutti insieme a cantare, come fanno tutte le scuole. È stato un modo per stare tutti insieme e condividere le stesse emozioni. 2 le tracce proposte per l'attualità, i profili selfie e blog tratti dal brano di Maurizio Caminiti, che invita i giovani a riflettere sull'uso dei social media e sull'impatto della digitalizzazione. Accanto c'è Rita Levi Montalcini con elogio dell'imperfezione. Grandi assenti il conflitto in Medio Oriente, che invece era atteso da molti per gli argomenti di attualità, e Gabriele D'Annunzio, che manca dalle tracce da 25 anni. Mi sono fatta tutti gli autori che avrebbero potuto mettere nella prima prova. Ho fatto Ungaretti, Pirandello, Svevo, Leopardi e mi sono vista qualcosa sull'intelligenza artificiale. Femminicidio, la guerra in Palestina, intelligenza artificiale, tutti questi temi qua. Probabilmente la traccia C. Quindi sull'attualità vedremo. Dopo aver consegnato i telefoni cellulari e le calcolatrici, spesso nascondiglio perfetto per bigliettini e appunti da sbirciare, alle ore 9:30 i ragazzi sono tutti pronti, vocabolario sul banco e possibilmente un santino a cui votarsi. Ha fatto sorridere ma anche commuovere l'iniziativa di una casa discografica che all'esterno di alcuni licei di Roma e Milano ha distribuito l'immagine di Antonello Venditti, diventato protettore dei maturandi per il celebre brano Notte prima degli esami, che riesce ancora dopo 40 anni ad emozionare intere generazioni. Il cantautore ha rivolto uno speciale in bocca al lupo a tutti gli studenti. Adesso la siccità in Sicilia, la regione stanzia 10 milioni per i voucher foraggi, ma gli allevatori insorgono, è una presa in giro. E ad Agrigento il grido d'allarme degli albergatori: senza acqua i turisti non vengono e la politica non dà risposte. Emanuela Corsi. Qui si cerca ancora di prendere le persone per i fondelli senza affrontare le vere problematiche. Si solleva il coro di protesta degli allevatori siciliani dopo lo stanziamento da parte della regione di 10 milioni di euro per l'acquisto del foraggio attraverso dei voucher. Cifra insufficiente e che non dà una soluzione strutturale al problema. È inutile che il governo nazionale e il governo regionale fanno comunicati stampa farlocchi.
seguiti in questo splendidamente anche dalla Coldiretti, dove dicono che hanno risolto i problemi. Ma quali sono questi problemi che hanno risolto? Non si intendono affrontare quelle che sono le vere problematiche, che sono la moratoria dei debiti, che sono il costo di produzione, che sono il contributo immediato per l'acquisto di foraggi. La carenza di acqua negli invasi, l'assenza di piogge e le alte temperature che fanno evaporare il 20% delle risorse idriche pongono la Sicilia in zona rossa, ai livelli di paesi nordafricani come l'Algeria e il Marocco. Oltre a questo si aggiunge la dispersione causata da reti idriche colabrodo, come ad Agrigento, altra provincia colpita dalla crisi, dove insorge Federalberghi, che denuncia tante disdette da parte dei turisti. Del rifacimento della rete idrica si parla dal 2011, sicuramente risulta antipatico che una dichiarazione dell'attuale assessore all'energia e ai rifiuti dice ancora che bisogna aspettare 3 anni. Io mi aspetto che la politica, più che festeggiare per i risultati elettorali, cerchi di pensare a quelli che sono i benefici dei cittadini e soprattutto delle imprese che lavorano. Sempre ad Agrigento il Codacons ha proposto di utilizzare una nave dissalatore da collegare alla condotta della città, un altro intervento tampone per garantire l'approvvigionamento idrico in tempi brevi. E non c'è solo la crisi idrica a pesare sul turismo, un turismo da 2 volte in Sicilia, boom di prenotazioni e ristoranti pieni da un lato, di servizi e trasporti a rilento dall'altro. E così la Sicilia per i prossimi anni rischia di perdere il suo primato proprio per gli arrivi. Marco Gullà. Il face-off del turismo siciliano, se da una parte si registrano numeri più che positivi su prenotazioni e flusso di turisti, dall'altra parte però ci sono i servizi poco efficienti per un turismo che anno dopo anno diventa sempre più d'élite. E allora se città come Palermo e Catania sono meta di turisti che ricercano mare, arte e gastronomia, al contempo i trasporti restano carenti. Pensate che se da Agrigento si vuole raggiungere Ragusa in treno, tra coincidenze e orari poco allineati si possono impiegare anche 10 ore. La situazione legata ai trasporti in Sicilia, ma direi alle infrastrutture in generale, è sempre stata una situazione carente, ma da tanti anni. Certo, questo governo regionale potrebbe lasciare il segno, già qualcosa sta facendo, ma bisogna intervenire con un programma triennale per cercare di andare a manutentare per vie straordinarie tutte quelle che sono le strade provinciali, le autostrade, le aree di servizio. Turisti che affollano ristoranti e alberghi, spendono soldi, ma al contempo se si va a Palermo l'accoglienza che si dà a chi viene da altri paesi è quella che vedete in queste immagini, rifiuti dovunque. Se ci si vuole spostare su Agrigento è la crisi idrica che invece scoraggia e allontana i turisti con conseguenti disdette. Il tutto nell'anno in cui gli aeroporti siciliani mese dopo mese centrano record di passeggeri, il doppio volto del turismo nella nostra isola. A Palermo intanto arriva un nuovo divieto di balneazione disposto dal comune. A Sferracavallo l'origine è la presenza di un'alga tossica. Voltiamo ancora pagina, liste d'attesa impressionanti per ricevere le visite ospedaliere. Oltre 87.000 persone attendono ancora da anni. I nuovi manager avranno l'obiettivo di scremare questi numeri, in caso contrario gli sarà revocato l'incarico. Marco Gullà. I manager designati ufficialmente lunedì scorso avranno un obiettivo: ridurre le liste d'attesa negli ospedali siciliani. Ecco perché il loro lavoro sarà monitorato ogni trimestre dall'assessorato. In caso di flop sarà revocato l'incarico al manager. Il piano che i nuovi manager appunto dovranno redarre deve tenere conto anche del ruolo dei privati a cui va affidato parte dell'arretrato da smaltire. I numeri sulle liste d'attesa sono impressionanti. Ci sono 87.000 persone in coda per ricoveri o visite. La maglia nera è il Policlinico di Palermo, seguito a pochissima distanza in questa speciale classifica da altri 2 nosocomi del capoluogo, Villa Sofia Cervello e Civico. In totale i ricoveri pendenti, cioè prenotati e mai seguiti, sono 32.247 e di questi ben 2.714 sono stati prenotati tra il 2018 e il 2022. L'attesa dura quindi in qualche caso anche da 4 anni. Ancora più pesante è la situazione dei
dei ritardi negli esami diagnostici. Le visite ambulatoriali prenotate mai effettuate sono 55.000, numeri che mettono i brividi. Un anno di tempo per smaltirli, una corsa ad ostacoli. L'ultimo recente caso di aggressione ai medici al pronto soccorso del Cannizzaro a Catania è lo spunto per la puntata odierna di Sicilia 24 Focus. Ospiti di Roberta Lunghi per parlare di sicurezza negli ospedali dell'isola sono il dottore Antonio Di Mauro, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, il dottore Antonino Palermo, segretario regionale ANAO Assomed, e Mario Conti, segretario UIL FPL Catania. Appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor in streaming sulla siciliaweb.it. Per le vostre domande la linea WhatsApp 342 74 55 005. E intanto all'alba al porto di Porto Empedocle sono arrivate le salme di 10 migranti, i cui corpi sono stati rinvenuti nella stiva di una barca al largo della costa calabrese. Sono stati recuperati anche i primi cadaveri del recente naufragio. Davide Sardo. È un macabro rituale al quale si rischia di assuefarsi. Ancora altre bare di migranti morti al porto di Porto Empedocle, appena trasferite da Lampedusa dopo un naufragio nel Mediterraneo centrale, dove è intervenuta una nave ONG, e poi la Guardia Costiera italiana che ha trasbordato i superstiti e rimorchiato i 10 cadaveri nel barchino, tutti uomini di varia nazionalità, tra i 18 e i 30 anni, trovati nella stiva, forse vittime delle esalazioni tossiche del motore e del carburante. All'alba di oggi 4 carri funebri hanno sbarcato dal traghetto Costiera-Catania le salme dirette per la tumulazione in cimiteri delle province di Agrigento, Caltanissette ed Enna, 3 a Centuripe, 3 a Villarosa e 4 a Bonpensiere, Mussomeli, Campobello di Licata e Castrofilippo. E dalla Sicilia alla Calabria, dove la Guardia Costiera ha recuperato e trasferito al porto di Rocella Ionica i cadaveri di 3 migranti morti nel recente naufragio al largo della costa calabrese. Secondo le testimonianze dei superstiti, le vittime sarebbero di più, oltre una 60, tra cui almeno 26 bambini, anche di pochi mesi. I migranti sono stati soccorsi mentre viaggiavano sulla barca a vela che stava affondando. Da inizio anno, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, sono morte 823 persone durante l'attraversamento del Canale di Sicilia verso l'Europa. Tanti altri si stima siano morti nei naufragi fantasma di cui non vi è stata traccia né notizia. A Palermo è morto Carmelo Monteleone, il carpentiere che ieri pomeriggio era finito in mare alla cala mentre pedalava in bicicletta. È caduto in acqua probabilmente per un malore, purtroppo è annegato nonostante i tentativi dei pescatori di soccorrerlo. Adesso a Catania, dove cocaina sull'asse viaggiava, sull'asse Sicilia-Calabria, 13 gli arresti, i corrieri trasportavano la droga e poi la smerciavano a Catania e provincia attraverso una fitta rete di pusher, base operativa al quartiere di San Giovanni Galermo. Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Operazione Devozione. Uno degli arrestati aveva addirittura nella cover del cellulare l'immagine della Madonna di Polsi in Aspromonte. E proprio dalla Calabria arrivavano ingenti quantità di cocaina che poi veniva nascosta, lavorata, stoccata e smerciata nelle piazze di Catania e provincia. Base operativa il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, storica roccaforte della droga. 13 le persone arrestate dalla polizia di Catania su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed accusate a vario titolo di traffico di stupefacenti del tipo cocaina, detenzione e porto di armi da fuoco e spaccio di droga. 2 i gruppi predominanti, uno capeggiato da Carmelo Scilio, detto Aricchiazza, e l'altro diretto da Bruno Cidoni, che si avvaleva della stretta collaborazione di Antonio Pezzano, Giuseppe Addamo, Angelo Ribera, Santo Vitale, Pietro e Francesco Sedici. Pusher, vedette ed acquirenti si aggiravano tra le case di San Giovanni Galermo, incuranti di essere ripresi dalle telecamere poste dalle forze dell'ordine a supporto delle indagini. Mi ha permesso di documentare l'arrivo in territorio catanese di ingentissimi quantitativi di droga, a dimostrazione di quello che da più tempo le indagini vanno dicendo, e cioè che le tante organizzazioni criminali che si muovono sul nostro territorio trovano nel settore del traffico e dello spaccio di stupefacenti la loro principale risorsa. Nel corso dell'operazione la polizia ha sequestrato 11 kg di cocaina nascosti in posti disparati, dai bagni alle cassette di derivazione, una pistola ed oltre 90.000 euro in contanti.
E la mafia catanese cambia e, come tutti i clan di Cosa Nostra, si infiltra nel mondo produttivo e nella politica, ma resta comunque la più tradizionale delle mafie siciliane, mantenendo una imponente potenza di fuoco. Lo dice la relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia al Parlamento. Manlio Viola. Una mafia tradizionale che non disdegna gli affari, le infiltrazioni nel mondo dell'imprenditoria e in quello politico, che crea alleanze e governa il territorio, ma che non dimentica le sue origini, continuando nelle attività che permettono di avere il controllo su tutto e tutti, ovvero il pizzo, la droga, il sistema delle autorizzazioni alle altre attività criminali. È il quadro disegnato nella relazione semestrale al Parlamento della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che racconta così Cosa Nostra catanese, che resta la più tradizionale delle mafie siciliane, ancora organizzata in famiglia, suddivise in filiazioni che godono di una certa autonomia, chiamate quartieri. Il clan egemone è quello dei Santa Paola Ercolano, che gode di infiltrazioni nel settore dell'edilizia, capacità di incidere sugli appalti, stringe accordi con il mondo della politica locale e regionale, ma continua a mantenere un'importante capacità di fuoco e a controllare il territorio con la droga, le estorsioni e imponendo il pizzo anche ai piccoli e medi criminali per le attività che vanno dai furti fino al gioco d'azzardo. Gli egemoni Santa Paola Ercolano estendono il loro dominio poi alla provincia di Messina, in particolare con le alleanze nell'area di Mistretta, e in direzione di Siracusa con l'alleanza con il clan Nardo. Perde invece potere il clan Mazzei, che pure mantiene il controllo su molte attività come le scommesse illegali, lo smaltimento illecito dei rifiuti, il commercio di prodotti petroliferi. Controlla poi il territorio mantenendo anche alleanze in provincia con i gruppi Lo Cicero e Nicotra e fino al Ragusano col gruppo dei Mormina. Tuttavia i Mazzei sono orfani di un capo dopo le numerose operazioni delle forze dell'ordine. Il panorama della provincia è completato da numerosi altri clan: Cappello Bonaccorsi, Laudani, Pillera di Mauro, Sciuto Tigna, Cursoti, Piacenti e Nicotra. Ma questi clan, pur mantenendo una organizzazione di tipo mafioso tradizionale e alleandosi di volta in volta per ogni singolo affare con le altre famiglie, risultano ben distinti da Cosa Nostra, si legge nella relazione della DIA. Insomma, sono del tutto autonomi dalla cupola e governano i loro territori. Altra novità che non si riscontra nelle altre aree della Sicilia. Una breve pausa, poi ancora cronaca con un incendio in un capannone nella zona industriale di Catania. Un incendio nella zona industriale di Mister Bianco, siamo vicino a Catania, ha distrutto un capannone di commercianti cinesi. La struttura in via Zenia è stata completamente avvolta dalle fiamme, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco stamattina, gli ultimi interventi per completare le operazioni di spegnimento. E a Catania domani tornerà a regolare la viabilità sullo svincolo Canalicchio sul viale Mediterraneo. Il solarium di San Giovanni il Cuti e quello di Ognina dovrebbero essere inaugurati tra venerdì e sabato. Andiamo sul ponte sullo Stretto, che fa ancora discutere perché è troppo basso per le navi da crociera e i portacontainer. Torna d'attualità il nodo altezza per l'opera da realizzare tra Sicilia e Calabria. Francesco Triolo. Nel 2023 dallo Stretto di Messina sono transitate 5 navi da crociera e 15 portacontainer che, se ci fosse stato il ponte, non avrebbero potuto farlo. La questione dell'altezza della grande opera era già sul tavolo da alcuni giorni, a sollevarla il presidente di Federlogistica Luigi Merra ad inizio di maggio, con l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, che numeri alla mano aveva smentito. Ma adesso, secondo quanto scrive l'edizione palermitana di Repubblica, lo ammetterebbero il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tutto nasce dall'istanza di accesso agli atti del circolo PD di Villa San Giovanni. Al di là dei tecnicismi, più della metà delle grandi imbarcazioni in costruzione ha un'altezza non compatibile con il ponte e potrebbero far rotta sul porto di Gioia Tauro, già attrezzato per accogliere navi di oltre 77 metri. Non si sta costruendo un ponte ma un muro sullo Stretto, denunciano i Dem di Villa San Giovanni, che invocano un ripensamento generale sull'opera. A far di eco la senatrice del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio Chetti Damante, ancora una volta dice: assistiamo a pressappochismo, improvvisazione e mancanza di visione per un'opera che doveva essere il fiore all'occhiello del ministro Salvini e che invece dimostra essere più di propaganda, buona solo per le elezioni. Il nodo è quello delle navi portacontainer alte più di 65 metri. Secondo la Stretto di Messina, il franco navigabile del ponte sullo Stretto è di 72 metri per una larghezza di 600 metri e si riduce a 65 metri solo in presenza di condizioni eccezionali di traffico pesante stradale e ferroviario, parametri in linea con i ponti esistenti sulle grandi vie di navigazione internazionali.
Ci fermiamo una breve pausa. Il calcio, il Catania dopo la presentazione di Toscano pensa al calciomercato. Eccoci al calcio, il Catania dopo la presentazione del nuovo allenatore toscano adesso si cerca gli interpreti giusti sul mercato per la squadra, la cui base sarà la difesa a 3. Marco Carli. Toscano per cambiare marcia. L'allenatore, insieme al nuovo direttore sportivo Faggiano, sono stati chiamati per dare una svolta dopo la prima coppa della storia, ma anche gli errori dell'ultima stagione. Lo dice anche il presidente Pelligra, presente alla conferenza dopo un viaggio lampo dall'Australia. L'anno scorso è stata una stagione un po' tribolata, diciamo così, per la quale mi prendo ovviamente le mie responsabilità in qualità di presidente, soprattutto perché mi rendevo conto che all'interno del mio team ci fossero dei gap che volevo colmare e adesso mi sento più sicuro con l'aggiunta di persone di qualità. Persone di qualità come il tecnico calabrese specializzato in promozioni. Le sue squadre partono da una base. Le mie squadre partono da una base a 3, ma il vestito che dovremmo cucire addosso dipende anche il sistema di gioco. 2 centrocampisti, un 3 quarti e 2 punte, 2 centrocampisti, 2 3 quarti e una punta. In questo ci stiamo lavorando con il direttore per trovare le caratteristiche giuste per sviluppare poi la nostra idea di gioco. Si comincia dunque, mentre a livello dirigenziale Carra sembra al momento lontano dal Catania e oltre ai nomi già comunicati dello staff si aggiunge anche quello di Giuseppe Matarazzo come team manager. Ora DS e allenatore si concentrano sul mercato. Tanti nomi accostati al Catania, fra cui quelli di Capomaggio e Artistico. Sono ottimi giocatori, è normale, però sono giocatori che penso come il Catania li abbia toccati anche altre squadre. Vi ha chiesto qualche suo giocatore del Cesena, toscano? Non ce lo dirà mai. Ma no, più che il giocatore suo è un giocatore funzionale al Catania, deve essere. È tutto per questa edizione, vi ricordo dopo la sigla il nostro focus di approfondimento oggi curato da Roberta Lunghi. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.